Da che ambiente familiare provieni? Beh, la mia era una famiglia sia per parte di madre che parte di padre, udinese doc, piccola borghesia di origine contadina, dove circolavano idee aperte. Mia madre votava, diciamo, partiti di centro, mio padre era un vecchio socialista, una famiglia, diciamo, aperta, ecco, senza alcuna remora. In più mio padre, essendo stato internato militare in Germania per 2 anni, mi ha trasmesso la passione della storia contemporanea e quindi da ragazzino avevo letto moltissimo di ciò che poi mi è anche ripiaciuto leggere più tardi. Mio padre faceva il vigile urbano, impiegato del comune, gli stipendi erano quelli che è facile ricordare, vado a memoria, forse 50.000 lire al mese poteva essere lo stipendio, quindi la vita era, non mancava nulla, ma insomma non c'era nulla di più di quello che si potesse definire l'essenziale. Vivevamo in case popolari, quindi con tutta la necessaria attenzione, insomma, alle risorse economiche, ma un ricordo, insomma, diciamo, di vita severa ma non carente. La città era una città aperta, una città dove c'erano molte relazioni, c'era ancora la vita nei borghi, Bor San Lazar, via Superiore, via Mantica, via Tiberio Deciani, per dire, nel centro, ma anche nelle periferie c'erano rapporti positivi, insomma. Io ricordo quando da bambino, diciamo a cavallo tra fine anni 50 e primi anni 60, abitavamo in via Frug di fronte alla caserma Spaccamela e quindi le nostre corse erano in bicicletta fino al Torre, quindi fino ai campi di Buse dai Veris, e quindi lì era la prateria, era il nostro West, insomma, no? fuori da ogni vincolo. E naturalmente quella volta i giochi dei ragazzi erano giochi molto semplici, Pindul Pandul, giocare a mais, le figurine, cioè giochi molto semplici, come era poi del resto la vita un po' di tutta la città, insomma, una città semplice, una città ancora che sentiva ancora le recenti ferite della guerra. Non dimentichiamo che io ricordo da bambino ancora pezzi di Udine bombardata. Udine fu bombardata molto nell'agosto del 44, nel febbraio del 45, e ricordo dei pezzi limitrofi a via Gemona ancora con le case bombardate, insomma, quindi c'era un problema edilizio importante, arrivavano anche naturalmente i profughi dall'Istria e dalla Dalmazia, quindi c'erano insieme di problemi piuttosto significativi. Era una Udine popolare. A casa nostra abitavamo appunto in una zona periferica, in via Fruc, venivano ancora i contadini a vendere il latte nelle bottiglie di vetro, non c'era ancora il Tetra Pak, venivano a vendere le uova fresche, c'era ancora un'attenzione, diciamo, alla vita di condominio molto diciamo aperta, molto semplice, e questa era una città, molti di noi andavano durante l'estate in colonia, sia in montagna che al mare, quindi era un'occasione anche di consolidamento di relazioni, una città in sostanza piccolo borghese ma molto popolare. Ecco, a un certo punto nel tuo libro ho trovato questa frase che mi ha molto colpito: le osterie diventano bar. Ecco, in quale contesto? Sì, dicevo, la frase non è mia, ma di una ricerca, credo di Guido Barbina, a fine anni 60, in cui venivano analizzati, per la prima volta, credo, venivano analizzate le evoluzioni urbanistiche della città. Udine ha una caratteristica che è ancora oggi presente sostanzialmente, cioè c'è un nucleo urbano, oltre al centro storico tradizionale, diciamo, fino alla terza cerchia degli anni del 300 in sostanza, un nucleo urbano circondato dalla circonvallazione. Poi c'erano già allora degli spazi, diciamo città-campagna, e poi c'erano i borghi. Quindi questa sorta di circonferenza oltre la circonvallazione di Viale Trieste, dei viali,
faceva un po' da polmone, per cui i borghi, quindi Laipacco, Cosignacco, Paderno, Godia, eccetera, qualcuno poi addirittura piuttosto lontano, erano ancora sostanzialmente i borghi di origine contadina. In quei borghi però lo studio di Barbina allora evidenziava come stavano già enucleandosi delle contraddizioni, cioè c'era la fuga dalla periferia di giorno, per cui le persone venivano a lavorare in città. Udine negli anni 60 aveva ancora molte aziende industriali, prima che nascesse la zona industriale a sud. Poi c'era tutto naturalmente l'impiego pubblico, c'era insomma il centro di una realtà capoluogo di provincia. Però la sera queste persone ritornavano nei borghi. In questo fenomeno, diciamo, per parecchi anni si creavano già quelle tendenze di distacco dalla famiglia e dalla storia del borgo originaria, dove si tornava solo a dormire, ma queste persone non erano ancora urbanizzate, non erano ancora udinesi, tanto è vero che in quegli anni dalle periferie, quando si doveva andare in centro, si diceva "o voi a Udin". Quindi il distacco non era solo urbanistico, fisico, era un distacco lessicale, quindi psicologico, insomma, interessante questa cosa molto. In questo contesto, come matura la tua scelta di andare al liceo scientifico di Udine Marinelli? I miei erano persone, come succedeva in quell'età, che non avevano alta scolarità, pur essendo mio padre un autodidatta, ma aveva la quinta elementare, mia madre uguale. Non c'era esperienza di scuola superiore in nessun ambito delle due famiglie, né materna né paterna. Diciamo che avevo 14 anni, in quel momento la consapevolezza non era così profonda, c'è stata un po' una serie di ragionamenti in famiglia, vorrei dire che è stato anche un po' casuale. Però è stata un'esperienza molto positiva complessivamente, probabilmente una scelta che rifarei. Una delle mie figlie ha fatto il liceo Marinelli, anche lei, soddisfatta con tutti i limiti. Io ho frequentato le classi, le sezioni alte, cioè quelle meno diciamo così, frequentate dai VIP. Mi sono diplomato nel 71 in quinta F, quindi le prime sezioni, come succedeva un po' credo in tutte le scuole superiori, erano quelle tra virgolette più qualificate, così venivano definite, con insegnanti di grido, qualcuno più, qualcuno meno, e quindi evidentemente eravamo nella periferia della docenza. In realtà questa esperienza non fu affatto negativa. Devo dire che per esempio all'interno della scuola non c'erano episodi negativi, non ci furono violenze in tutti quegli anni, 65, 72, 66, 71, non ricordo episodi, c'erano naturalmente gli anni del fermento giovanile, quindi i cortei interni, il diritto di assemblea, un po' tutte queste cose, ma insomma non c'erano situazioni difficili. È vero che poi alcune classi, soprattutto quelle con diciamo, le sezioni meno nobili, tra virgolette, avevano dei problemi didattici non indifferenti, turnover di insegnanti. Per esempio la nostra classe fu molto sfortunata con insegnanti di matematica. Quindi ricordo che insomma, praticamente ogni anno cambiamo insegnante. Cioè, tutto questo si riverberò anche ovviamente in qualche difficoltà. Tuttavia devo dire che abbiamo vissuto un'esperienza straordinaria. La nostra classe, la quinta F, diplomata appunto nel luglio del 71, ancora oggi mantiene splendidi legami. Abbiamo fatto una festa del 47esimo un paio di mesi fa e siamo rimasti molto legati. Diciamo che è una cosa piuttosto rara e anche a livello tra l'altro di scambi di professioni, scambi culturali. La gran parte di noi ha anche fatto esperienze significative nella vita, nel lavoro, siamo rimasti molto legati. Si è cementata in sostanza una situazione all'interno della nostra classe, ma non solo, invidiabile, molto bella anche dal punto di vista degli scambi interpersonali, per dire siamo quasi tutti laureati poi, ma anche nel ritrovarci non ci sono schermi, barriere, io ho fatto questo, io ho fatto quest'altro, è un rapporto molto, molto semplice, molto bello. Come hai accolto, attraversato l'esperienza del 68? Che impatto hai avuto?
Allora, chiaramente sappiamo che il 68 in realtà è un arco di 4-5 anni, così va inteso, con situazioni che chiaramente si diversificano a seconda che stiamo parlando di ambienti di lavoro, di ambienti scolastici, di ambienti universitari. Senza fare un po' tutta la storia, diciamo che il 68 a Udine non è stato un fenomeno di massa, non lo è stato. Ci si riuniva in alcuni posti, c'erano le osterie, la Buona Vite, c'erano, appunto, non ci sono più, si frequentavano ogni tanto, non so, le librerie di un certo tipo, ma non erano fermenti particolarmente significativi. C'era come sempre una piccola minoranza di giovani che si era impegnato. Un paio di questi oggi sono ancora attivi e scrivono su media nazionali e quindi ogni tanto mi fa piacere rivedere queste persone. Il 68 a Udine fu sostanzialmente legato alle caratteristiche della città piccolo-borghese e ho potuto fare poi il confronto quando nel 71 sono andato a Milano a studiare la statale e quindi in quegli anni ovviamente Milano era tutt'altra cosa e ho potuto fare un confronto. Devo dire, per chiudere questa sintesi sul 68 a Udine, che alcuni fermenti però furono interessanti. Ricordo che proprio era, se non ricordo male, il 69, all'inizio di gennaio probabilmente, un gruppo di stelliniani andò a contestare a Lignano, se non ricordo male, il cosiddetto ballo delle debuttanti, per cui le ragazze della buona borghesia, raggiungendo i 18 anni, si presentavano in pubblico. Era una cosa di una, così, insomma, una classica cultura piccolo borghese, insomma. E questi andarono a contestare a Lignano, fuori da un locale. Questo gruppo di ragazze vennero fuori, naturalmente, ne avevano la polizia. Questi furono non solo denunciati, incarcerati e si presentarono in tribunale, furono giudicati per direttissima in manette. Stiamo parlando del 69, nonostante tra l'altro furono accolti anche fuori dal tribunale, da sostegni, applausi. Ricordo un articolo sull'Unità di allora, che ho rivisto più tardi così per ripescare le cose, e quindi sembrava impossibile, in manette. Furono condannati, poi naturalmente erano condanne di 2 o 3 mesi, ma significativo. Cioè voglio dire che il 68 è stata una rottura di una realtà che esisteva, era una realtà conservatrice, per certi aspetti molto conservatrice. Non dimentichiamo queste cose, non c'era nessuna violenza. Questi erano andati lì, credo avessero tirato un pomodoro, una mela, una cosa francamente risibile. E beh, insomma, sì, se pensiamo a certe vicende successe proprio per esempio nel 69 a Piazza Fontana, per non andare tanto lontano, questi qui per lanciare un pomodoro sono stati condotti in manette in tribunale, beh, insomma, fuori del mondo. All'università ti sei avvicinato a qualche gruppo, hai partecipato all'attività di qualche gruppo? Milano di quella volta era un centro veramente di grande cultura. Gli incontri che si facevano proprio alla Casa della Cultura, in via Borgognone, praticamente a San Babila, e via, insomma, anche naturalmente l'esperienza politica di base che feci iscrivendomi al Partito Comunista nel 72, gli attivi di federazione che si facevano ogni lunedì, e mi permisero di incontrare tutti i dirigenti del PC di allora, Berlinguer, Napolitano, tutti. Ogni settimana Amendola, cioè, e quindi sentivi anche degli interventi insomma, di spessore comunque e quindi di grande capacità educativa, e fu una scuola molto importante sia dal punto di vista culturale che dal punto di vista relazionale. È stata un'esperienza che mi ha segnato positivamente per tutta la vita, molto bella. Capanna aveva iniziato partendo dalla Cattolica, io ci ho parlato molte volte in quegli anni nelle assemblee, e lui era un personaggio carismatico, bisogna dire, aveva anche un eloquio affascinante, quindi c'erano anche un po' le scopiazzature delle modalità, della gestualità, delle espressioni. Il gruppo dirigente, lui, Toscano, insomma,
un gruppo dirigente insomma intelligente. Però era anche un ambiente, la statale di allora, dove c'erano molti contrasti. Anni dopo, quando sono rientrato diciamo, nella hall, nell'entrata dell'università, e facevo il confronto tra la guerra dei Tazibao, come si chiamavano allora, no? Giampaolo, tu lo ricordi? E quindi scriveva un gruppo, scriveva una cosa, quell'altro rispondeva attaccato, l'altro Dazebao, e quindi erano praticamente i blogs dell'epoca in sostanza, no? Scritti naturalmente col pennarello e via. E poi, ecco, dopo un po' di anni ritornarci, vedere il vuoto. Beh, è stato un po' impressionante, per dire il vero. E Capanna quindi rappresentò un po' anche una fase, diciamo, significativa nel movimento studentesco. Poi io però immediatamente lasciai quel contesto perché capii che esistevano dei limiti profondi nelle esperienze dei gruppetti, come si chiamavano già allora, e quindi la mia iscrizione del PC nel 72 fu una esperienza estremamente ricca, insomma, rispetto all'ambiente della statale. Tra l'altro in quegli anni comunque c'era ancora una situazione molto conflittuale e ricordo che per esempio il 16 di giugno del 72 ci fu la famosa ormai aggressione alla statale organizzata dall'allora, se non ricordo male, prefetto Mazza, che praticamente circondò l'università e lì ci fu l'entrata in forze dei carabinieri e dei poliziotti che insomma ci picchiarono mica poco, caricati sui camion, portati alla caserma dei carabinieri, un migliaio di noi, cioè una retata mica da ridere. Scene piuttosto pesanti. Del resto la Milano di quegli anni era anche una Milano ancora violenta. C'erano dei morti, c'erano degli scontri spesso con i fascisti, con la polizia, all'interno dei gruppi. Era una situazione non facile, ecco. Devo dire che è stata un'esperienza bella per molti aspetti, ma anche difficile per altri. Allora, scienze politiche perché mi sono sempre piaciute gli studi di sociologia ed economia e quindi su quelle poi ho continuato a lavorare, tra l'altro anche nella mia professione di consulente di management ho prodotto parecchi studi sulle piccole imprese proprio perché ho questo background, anche l'ultimo libro sulla società udinese è un lavoro di sociologia urbana, per quanto non mi ritenga un esperto sociologo del tema, ma insomma i richiami sono quelli. Quindi c'era il piacere di quelle materie. Ho avuto la fortuna in quegli anni, in quei 4 anni alla statale, di incontrare dei docenti che erano allora molto giovani, di grandissimo spessore, ne cito uno per tutti, Alberto Martinelli, che è stato presidente mondiale dei sociologi, Guido Martinotti, un grande esponente della sociologia urbana italiana, cioè persone di grande spessore davvero. E quindi questo mi ha dato immediatamente una caratura di questo incrocio tra studi umanistici e studi di economia. Tra l'altro in quegli anni io poi ho frequentato moltissimo anche la Bocconi. La tesi che ho fatto quando mi laureai era una tesi sull'industria italiana del dopoguerra, il ruolo dell'IRI. Fu una tesi che mi impegnò per 2 anni e io, essendo in una realtà così viva come Milano di allora, frequentai praticamente il meglio, quindi la Bocconi, l'Istituto Gian Giacomo Feltrinelli, oltre alle biblioteche più significative. Io praticamente ad oggi sono 42 anni che vivo esperienze di azienda, prima per una quindicina d'anni come funzionario commerciale, quindi ho girato ogni angolo d'Italia e mezza Europa. Il mio ruolo era quello di seguire le aree commerciali, quindi seguivo i clienti di queste aziende industriali, seguivo le reti di vendita fino all'89, fino al 90, quando poi ho iniziato l'attività professionale come consulente di direzione aziendale nell'area marketing. Quindi da 27 anni faccio questo lavoro, nel frattempo ho avuto anche le mie esperienze di formazione, quindi ho insegnato all'università, ho avuto con me qualche migliaio di imprenditori in tutta Italia, nei miei seminari, insomma, i miei libri, le mie cose, quindi diciamo che mi sono anche divertito un po' ad analizzare le esperienze che facevo. E questo è stato, in questo lavoro sono stato anche aiutato dalle mie esperienze politiche. Cioè
gli equilibri, l'usare le espressioni giuste, l'attenzione ai dettagli, il non perdersi nelle cose piccole. È stata una scuola molto importante che ho riferito, che ho trasportato anche nel lavoro, e l'etica, il rapporto con le persone. E questo è stato molto bello nella mia esperienza, anche professionale, che mi è stata riconosciuta in tanti modi, insomma. E poi questo è stato ulteriormente sviluppato anche dall'esperienza nell'associazione professionale di cui sono stato membro fino all'anno scorso, insomma, per 25 anni. Ho fondato la delegazione friulana della nostra associazione di consulenti, che si chiama APCO, che è la filiale italiana dell'Associazione Mondiale dei Consulenti di Management. Quindi questo mi ha anche permesso poi relazioni con istituzioni, associazioni di impresa, università e via dicendo, insomma. Quindi per chiudere questa comunicazione sul lavoro, ho goduto piacevolmente, con qualche difficoltà, perché il lavoro non era una vacanza ovviamente, ci sono stati momenti difficili come ovvio, ma insomma complessivamente sono soddisfatto delle esperienze che ho fatto, molto soddisfatto, sia dal punto di vista professionale, non economico, questo non è un mestiere dove diventi ricco, ma insomma, e quindi poter valorizzare anche le esperienze con i libri, con gli articoli, questo è stato molto gratificante. Negli anni in cui facevo docenza, per esempio, era per me abituale portare imprenditori che facevano le testimonianze su quali erano le loro attività di marketing, quali erano i materiali. E, insomma, è stato molto bello anche trovare gratificazione da molti di questi studenti, insomma. Quindi un'esperienza molto bella, ecco. È terminata perché poi semplicemente l'università, come tu sai meglio di me, Giampaolo, non tiene plata, non ha quattrini, quindi evidentemente non c'erano più neanche i soldi della benzina, che io ho ringraziato e ho salutato. Che giudizio dai, adesso col senno di poi, che è sempre un ottimo strumento, di tutta l'esperienza di gruppi extraparlamentari? Il giudizio resta negativo. Per certi aspetti molto negativo. Ancora oggi, e poi l'ho anche scritto nel mio libro, tu me lo ricordavi, ho sempre avuto un fastidio, ma da allora, da quando avevo 20 anni, 21 anni, verso la faziosità. Mi è sempre dato fastidio questa cosa, perché rende impossibile. Allora tu parlavi con questi, insomma, Amendola, ora spieghi quello che diceva Amendola, finiva, ma napolitano, ora parlavi di napolitano, cioè c'era un saltabeccare degli argomenti che aveva solo un fine polemico, era difficile costruire un ragionamento. E in alcuni di questi, questo approccio polemico e fazioso è rimasto. Una parte di questi poi ha saltato il fosso, è diventata la voce, diciamo, del potere, quindi quelli proprio mi stanno assolutamente sulle scatole, e un'altra parte di questi personaggi poi è rimasta quella che io ho definito più volte la sinistra al caviale, cioè questi rivoluzionari da salotto che insomma hanno costruito poco e niente. Quindi ecco, la matrice, diciamo, del riformismo che abbiamo imparato nel PC, un riformismo serio, impegnato, prima di parlare studia, preparati, non c'è un intervento che arrivi lì a braccio, no. Beh, questa cosa è stata estremamente significativa e ci ha differenziato assolutamente rispetto al clima dei gruppuscoli, come li abbiamo chiamati allora. Io ricordo che al liceo, i primi 2 o 3 anni, quindi parliamo di anni prima del 68, c'erano dei docenti asini, noti. Quindi non è vero che i docenti pre-68 erano tutti preparatissimi e capaci, non è vero. Per quello che riguarda la mia esperienza alla statale, quindi dal 71 al 75, noi studiavamo molto. Avevamo costruito per esempio un percorso interdisciplinare, oggi è normale, quella volta non lo era, che chiamavamo ricerche alternative parziali, RAP con l'acronimo. Queste ricerche vedevano il contributo di più docenti su temi che venivano definiti
e ognuno poi portava il suo pezzo all'esame, ma non era un esame di gruppo, era un elaborato. Tra l'altro erano le prime esperienze in cui si scriveva, perché l'esame era essenzialmente teorico nelle facoltà umanistiche. No, dovevi portare un documento, un qualcosa, un report, una traccia, che testimoniasse non solo che avevi letto dei libri, ma che ti eri confrontato, che avevi raccolto fonti esterne, che eri andato a scavare in qualche biblioteca, che c'era qualche elemento interessante. Quindi non è vero che il 68 è stato popolato di asini, ci sono stati anche quelli, certo, è vero. È vero invece che una parte, diciamo, dei sessantottini è rimasta asina perché era asina prima. Perché quando io vedo ancora oggi gente che ha la mia età che dice che i ragazzi non devono, tanto per essere chiari, parlo di un preside, che dice che i ragazzi alle elementari e alle medie non devono fare i compiti a casa, è un asino, ma quello era asino già quella volta. Non è vero, perché una delle cose importanti, ricordo una cosa detta dal vecchio Longo, Luigi Longo, presidente del PC, vecchio artigiano piemontese, che diceva: lo studio personale è insostituibile. Era quello che diceva Gramsci. Quindi va bene il confronto, va bene confrontarsi con gli altri, ma poi tu devi metterti lì, capire, studiare, perché lo studio è fatica. La cultura è fatica, è piacere, ma è anche fatica. Noi questa cosa l'abbiamo imparata. Anche quando tornavo, mentre ero a Milano, quando tornavo trovavo una città sonolenta e mi confrontavo anche con i miei vecchi compagni del liceo, che erano stati tutti, erano iscritti tutti chi a Padova, chi a Trieste, nessuno, io ero stato l'unico ad andare a Milano. E, certamente, insomma, il clima milanese era particolarmente vivace, quindi ritornare ogni tanto a Udine era un po' quasi una mortagora, quasi una città che era ancora sonnolenta. Udine è rimasta così fino al terremoto, nel bene e soprattutto nel male, cioè il Friuli era così. Ogni tanto basterebbe riguardare qualche vecchio film di che cos'era il Friuli prima del terremoto, cioè miseria, fuori da Udine naturalmente, e vedute molto piccole, vedute molto limitate, insomma, quindi non era così facile. La mia fortuna qual è stata? Che lì è stato proprio il caso, il terremoto mi ha graziato. Dovevo partire il 9 di giugno del 76, avevo già la cartolina in mano, e 6 maggio è venuto il terremoto, per cui ci hanno rinviati 3 volte, al terzo rinvio di Scaglione siamo stati esonerati. Questo mi ha permesso di cominciare a lavorare subito e sono entrato subito in azienda, in un'azienda di un gruppo manzanese come responsabile delle vendite, e da lì poi il percorso che ho fatto in altre importanti industrie friulane. Quindi il terremoto mi ha graziato, ecco, da questo punto di vista. E questo mi ha permesso anche di come dire, superare quell'imbarazzo o quel disinteresse che potevo avere verso la città venendo dall'esperienza milanese. Negli anni in cui, mentre facevo la mia esperienza manageriale, ero segretario della sezione del Partito Comunista di Sant'Osvaldo, questo mi catapultò nel Consiglio di circoscrizione per alcuni anni e quindi poi nel 90, alle elezioni comunali del 90, diciamo, risultai il primo dei non eletti, ma quindi subentrai subito in comune, in consiglio, fino alla primavera del 95. E in quegli anni portai in consiglio comunale per la prima volta i temi del marketing urbano, quindi ancora oggi quello che ho scritto nel libro che è appena uscito non è altro che un'evoluzione di quella traccia che preparai, credo fosse nel 93 o giù di lì. Un'altra esperienza molto bella fu che noi all'inizio del 94 in consiglio comunale con anche forze esterne costituimmo un'associazione che si chiamava Progetto Udine, che fu di fatto l'ulivo udinese, ante litteram. Quindi dove si ritrovarono forze, persone con esperienze diverse, e questa esperienza fu la base di quello che poi diventò il centrosinistra con le prime elezioni dirette con Barazza sindaco fino ad oggi. Quindi il centrosinistra di Udine è nato con noi fino ad oggi, dopo vedremo cosa
succederà fra 3 mesi. Direi che tutti questi 22 anni, qualcuno più, qualcuno meno, ma insomma Udine è migliorata, la qualità della vita è migliorata, il ruolo della città è diventato più significativo, sono state fatte anche parecchie cose dal punto di vista della cultura, naturalmente il ruolo dell'università è stato rilevante, direi anche guardando semplicemente le classifiche che fa ogni anno il Sole 24 Ore, insomma Udine è sempre piuttosto ben posizionata. Poi ci sono alcune cose che vanno ovviamente portate avanti, le ho scritte anche nel mio libro Aspetti della società udinese dal 1945 a oggi, che si conclude proprio con una proposta di piano di marketing urbano che dentro raccoglie una serie di suggerimenti. Ma insomma complessivamente devo dire che il centro-sinistra fino adesso ha lasciato la città meglio di come l'aveva trovata, non c'è dubbio. Le domande finali sono quelle topiche, no? Che possono anche essere sganciate dal 68. Un libro, un film, una canzone. Beh, un libro che mi era piaciuto molto, avrò avuto 16 o forse 17 anni, quindi siamo proprio nel 68, era Essere o Avere di Erich Fromm, mi era piaciuto molto, era uno psicologo di scuola marxista sostanzialmente, molto bello. Tra l'altro aveva fatto anche un altro libro, proprio Marx e Freud, aveva scritto questa cosa, molto interessante. E poi mi aveva, come canzoni naturalmente siamo negli anni di Fabrizio De André, siamo negli anni diciamo dei cantautori italiani più bravi, insomma, da Dalla, insomma tutti quelli che possiamo immaginare, quindi lì ci sono da scegliere. Le canzoni di De André per esempio le ricordo ancora praticamente tutte, la ballata di Piero, insomma le sue canzoni, ecco. Tra l'altro proprio oggi c'era un servizio alla televisione, il 19° anno dalla sua morte, quindi ha fatto un replay, lui che suonava alcune di queste, e gli sono andato dietro. E da quella volta che non le canto, quindi vuol dire che sono rimaste proprio nel DNA. Film, Udine poi naturalmente c'era una tradizione molto forte dei cinema. Ricordo con emozione per esempio Il Dottor Zivago, un film, ricordo che lo davano al Capitol, in piazzale Osoppo, e c'era la coda. Udine tra l'altro è sempre stata appunto una città test per i film, proprio perché il clima, le cose, le tradizioni, questa è una cosa molto interessante tra l'altro. E sì, quindi ecco, quello mi viene in mente adesso in questo momento, proprio in quegli anni, una tradizione comunque che poi si è ripetuta, naturalmente in quegli anni quando ero a Milano frequentavo i cinema d'essai, e lì quindi tutto quello che circolava in quegli anni, insomma, evidentemente con una quota diciamo anche di capacità provocatoria, di capacità di scavo, insomma, hanno i pugni in tasca, insomma, questi film di Bellocchio e poi insomma i film di alcuni registi francesi, ecco, diciamo i film che potremmo definire da cinema d'essai. Il cinema è senza dubbio stato una delle componenti della cultura del 68, una cultura, questo forse ancora non l'abbiamo detto, che secondo me, io mi definisco un sessantottino costruttivo, quindi la critica deve essere sempre accompagnata da qualche cosa e questo l'ho usato sia nella mia vita personale che nella mia vita professionale, oltre che nelle mie piccole esperienze politiche. Il 68 fu nel complesso, naturalmente fu una esaltazione della soggettività, questo era il contesto, e in particolare la soggettività contro il potere costituito, contro ciò che non si doveva mettere in discussione, e fu messo in discussione ovviamente, qualche volta bene e qualche volta male naturalmente. Questo imprinting di capacità critica oggi sarebbe particolarmente necessario, perché la capacità critica, unita anche alla capacità di imparare dagli errori, perché evidentemente anche questa serve nella vita,
è una cosa fondamentale ed è quella che ai sorestanz, cioè ai capi, dà fastidio. Questa cosa è quella che unisce la generazione, diciamo la parte che io considero migliore del 68 alla generazione della Resistenza, cioè il senso del rispetto verso se stessi e delle proprie idee, l'orgoglio di costruire un pezzo di strada con le proprie forze, naturalmente sbagliando anche, ma con questa capacità di senso critico che è fondamentale nella vita. E quando io sento certi personaggi, mi viene in mente Giulio Tremonti, che non finirò mai di contrastare per questo, e continua a dire ancora oggi che cos'è stato il 68, dice quali sono gli elementi che per andare oltre. E lui usava una triade vecchia come il cucco, Dio, patria e famiglia. Sono tre parole che prese separatamente hanno un significato. Almeno per me patria e famiglia, l'altra non mi interessa molto. Ma messe insieme sono un brodo di cultura che abbiamo visto replicare nelle situazioni della reazione, del conservatorismo più bieco. Cioè, ecco, il 68 è stata una cosa contro quella chiave di lettura ed è una cosa di cui personalmente sono ancora orgoglioso.